Dopo i ministri Bossi e Ronchi, oggi è stata la volta del ministro per gli affari esteri. Nella sede veneziana di Palazzo Balbi, Franco Frattini e Luca Zaia hanno firmato un accordo per dare al Veneto un funzionario diplomatico. Sarà un esperto di qui, Stefano Beltrame. Certamente un accordo importante tra Ministero degli Esteri e Regione Veneto per aiutare il Veneto in una rete internazionale ad essere ancora più presente, ancora più protagonista in quella che ormai è la diplomazia economica del sistema paese, attrazione degli investimenti, commerci, opportunità per gli imprenditori di questa regione. Avremo modo di avere un alto funzionario pagato da Roma, in questo caso è bene sottolinearlo, non è un costo in più, che ci permetterà di approfittare del network mondiale delle ambasciate, del Ministero degli Esteri, il che non è poco per una regione come il Veneto che ha 600.000 partite IVA che hanno qualcosa da dire al mondo. In occasione dell'incontro, alcuni editori dell'emittenza privata locale hanno consegnato al ministro un documento che chiede un intervento per bloccare le disposizioni dell'autorità per le comunicazioni che escluderebbero dal digitale terrestre tutte le TV del territorio. È un tema complesso che certamente approfondirò con il vice ministro Romani, che è competente. Io credo che il valore dell'emittenza locale sia un valore che non si può e non si deve trascurare. Per quanto riguarda la legge sulle intercettazioni, invece, il ministro ha negato che l'ONU voglia procedere a un approfondimento. Non si tratta dell'ONU, si tratta di un esperto indipendente non pagato dall'ONU che lavora appunto indipendente senza impegnare l'ONU. Io credo che quelle dichiarazioni siano state sbagliate e controproducenti. Quando il Parlamento sovrano lavora bisogna rispettarlo e attendere che abbia deciso. Novità importanti anche sul fronte della politica estera e della missione in Afghanistan dopo la notizia del ferimento di 3 soldati italiani. Ovviamente ci auguriamo che i feriti guariscano presto, ma sin dalla conferenza di Kabul che avremo questa settimana cominceremo a tracciare una rotta, regione per regione, provincia per provincia, affinché gli afghani si riprendano il loro territorio. La fase di transizione inizierà formalmente il prossimo anno con l'inizio del ritiro delle truppe della coalizione.